so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Te la ridò io, l'America. Questo è l'appuntamento settimanale dedicato al paese stelle e strisce. Cominciamo subito con ci sono tantissime notizie di cui discutere. Cominciamo con quella più importante, ovvero quest'oggi ci sarà il primo giorno ufficiale, l'inaugurazione e il giuramento da parte di Donald J. Trump, che è il presidente eletto dopo le elezioni del 2024. Donald J. Trump, tra l'altro, che farà questa inaugurazione indoors, quindi all'interno al chiuso, anche per il freddo che sta avvolgendo la capitale americana, un freddo che ha quindi vietato la celebrazione solita che avviene quando il presidente viene inaugurato, comincia poi la sua presidenza con la folla gigantesca. Una inaugurazione, tra l'altro, che vedrà anche la presenza di tantissime personalità internazionali. È stato addirittura invitato a dicembre Xi Jinping, il presidente della Cina, per partecipare all'inaugurazione. Non sarà presente, ma sarà presente il suo vice. Infatti, poi, tra l'altro, Xi Jinping e lo staff del presidente cinese ha incontrato Vance e altri rappresentanti americani proprio per discutere non solo di TikTok, che è l'app e il social in questo momento più importante, che è ritornato sui telefoni e sulle reti americane, importantissima notizia su cui praticamente tutti i giornali italiani e i telegiornali hanno discusso. E tra l'altro hanno parlato anche del futuro, di quello che sarà il futuro per la politica internazionale, anche perché ricordiamoci sempre che la Cina in questo momento è ancora in una lotta aggressiva, in un bullismo, possiamo dire, in atti di bullismo contro gli alleati degli Stati Uniti nella zona del mar, dell'Oceano Indiano, scusate, con Filippine, Giappone e Taiwan che vengono ripetutamente bullizzate, danneggiate dalla marina militare cinese e anche dall'aviazione cinese, con esercitazioni addirittura nei cieli di Taiwan. Importante, tra l'altro, quello che è avvenuto con le scoperte che sono state fatte per gli incendi di Los Angeles. Adesso ne parleremo con più attenzione. La scorsa settimana le notizie erano ancora non verificate, invece questa scorsa settimana, molte notizie sono venute fuori. Si è scoperto che State Farm, che è una delle assicurazioni più importanti degli Stati Uniti, aveva deciso di smettere la copertura delle assicurazioni di circa 72.000 case proprio in California, non a Los Angeles ma nello stato californiano, circa 2.000 case invece proprio nella zona dell'attuale incendio nel quartiere di Los Angeles. Sono trovati senza l'assicurazione in questo 2025. Vedremo poi come si aggiusterà poi il futuro per queste povere persone che hanno perso la casa e altri importanti effetti personali. La questione però è veramente molto importante negli Stati Uniti, anche perché dopo il caso della United Healthcare, dopo quindi un altro caso di assicurazione sanitaria, in quel caso, si è scoperta, gli Stati Uniti sono trovati in una situazione ancora in cui le assicurazioni nel luglio del 2024 hanno deciso di danneggiare ancora una volta i cittadini americani. Perché? Perché proprio la California, e soprattutto anche Los Angeles,
è proprio una zona dove si verificano tantissimi incendi, e questo tra l'altro è noto, e ne abbiamo anche parlato tantissime volte anche in questa rubrica. Quindi parliamo proprio di assicurazioni che mettono in difficoltà i cittadini americani. State Farm, che è l'assicurazione più importante, ha dichiarato che però dopo che è stata praticamente minacciata, insultata in tutto lo Stato americano, ha dichiarato che proverà a riformulare nuovi piani assicurativi alle persone che hanno perso il proprio piano durante il 2024. Le altre notizie fondamentali sono sempre per quanto riguarda il famoso incendio, il famoso rogo quasi possiamo chiamarlo, avvenuto a Los Angeles. Sono sia il fatto che l'acqua non era per niente adatta a spegnere gli incendi. Infatti anche un esperto dell'amministrazione per quanto riguarda proprio la gestione dell'acqua californiana e losangelina ha dichiarato che non erano preventivati incendi di questo tipo nella pianificazione proprio dei piani per la distribuzione dell'acqua. Incredibile, anche perché se uno ci pensa, con tanti incendi che sono avvenuti, l'amministrazione non ha voluto in nessun modo quindi cercare di evitare il collasso, un futuro collasso, che poi è avvenuto, tra l'altro con addirittura ex pompieri carcerati che sono dovuti uscire dalle carceri e aiutare la popolazione comune. Quindi la California è stata costretta a utilizzare persone che avevano magari proprio durante il proprio operato da pompieri commesso atti illegali e poi essere poi finiti in carcere. Tra l'altro ricordiamo, perché è una notizia che avevo dato la scorsa settimana, ricordiamo che i pompieri in carcere, dopo il carcere, non possono ritornare a svolgere il loro lavoro, quindi è stato uno sfruttamento in piena emergenza di persone che poi in realtà non dovrebbero essere lì, sia perché criminali in quel momento, quindi che dovrebbero scontare la pena e non essere utilizzati in prima linea, sia per il fatto che poi dopo il periodo di carcere non devono e non possono ricoprire di nuovo quella carica. Continuando a parlare, tra l'altro, dell'incendio dei roghi, sono stati anche avvisati gli homeowners, quindi i proprietari delle case, e avvistati tra l'altro personaggi loschi che proprio accendevano altri ulteriori roghi, che infatti poi sono stati arrestati. Infatti sono proprio il risultato, questi incendi, questi ulteriori incendi, anche probabilmente di personaggi criminali che hanno cercato di aumentare la distruzione della città. Tra l'altro i proprietari delle case sono stati proprio visti in giro per Los Angeles con con il proprio armamento, quello che negli Stati Uniti praticamente ormai è per ogni persona civile un fucile o una pistola, quello che ormai è comune. Hanno visto proprio proprietari di case girare per i vari vicinati armati per evitare che gli sciacalli poi portassero via tutto quello che fosse rimasto dall'incendio. Parliamo tra l'altro di 29 persone per ora arrestate da parte dello sceriffo locale di Los Angeles, 29 persone che avevano cercato proprio nella zona di Malibu, che è una delle zone più ricche di Los Angeles, di saccheggiare
e di sciacallare quello che era rimasto, con le case che in questo momento non sono occupate dai proprietari, perché sono ancora sono ancora costretti a rimanere fuori dalle mura cittadine. Tra l'altro anche una coppia è stata arrestata proprio per aver impersonato dei pompieri nella zona più danneggiata dai fuochi, dai roghi di Los Angeles. Quindi parliamo proprio di tantissimi criminali che si ingegnano e stanno cercando di poter saccheggiare e rubare il più possibile. Un uomo, tra l'altro, è stato anche arrestato insieme a un gruppo di sciacalli per aver proprio provocato ulteriori roghi. Un uomo nella contea proprio di Los Angeles. Le accuse erano state formulate proprio da residenti che hanno visto le proprie case svuotate, nonostante poi non potessero tornare a viverci, e la polizia locale è riuscita, per fortuna in questo caso, a intervenire. Il sospettato proprio di questi atti di incendi dolosi, José Carranza Escobar, è stato arrestato vicino a Pioneer Park, che è un'altra zona di Los Angeles, ed è stato avvistato proprio vicino a nuovi roghi, e per questo anche sembra che sia stato quindi beccato con le mani nella marmellata, e rischia 9 anni di prigione. Importante poi il fatto che anche la polizia stia cercando proprio questi personaggi in maniera attiva. Una polizia che quindi perlomeno sta cercando in tutti i modi di mantenere l'ordine per quanto riguarda una zona che in questo momento è svuotata, in teoria. E continuiamo invece con le notizie per quanto riguarda proprio la futura presidenza Trump, ovvero ha promesso in un'intervista a NBC proprio la deportazione massiccia di immigrati irregolari. Sia Donald Trump lo ha promesso, sia anche lo zar dei confini e della sicurezza, come viene chiamato, Tom Homan. Hanno parlato proprio di milioni di immigrati irregolari che saranno deportati. Comincerà, secondo Trump, la deportazione proprio dalla città di Chicago, Denver e Washington. Chicago soprattutto, ricorderete che è stata una delle città che ha subito di più l'immigrazione, anche per colpa del sindaco, che ha cercato più volte di ostacolare queste volontà di Donald Trump di limitare l'immigrazione illegale. Un sindaco che ha detto proprio che ha ammesso che andrebbe anche contro il futuro, e in questo momento quello che sarà il presidente, proprio per difendere questa immigrazione totalmente illegale a spese dei contribuenti americani. Donald Trump, che parlava proprio anche di TikTok, che quindi si parlava proprio di un'applicazione, quindi in mano in questo momento una società cinese che ha delle partecipazioni con il governo cinese. Ricordiamo che le applicazioni più importanti dei social in Cina, Twitter, Meta, che quindi comprende Facebook, WhatsApp e Instagram, sono bandite invece in Cina. Infatti la Cina ha delle proprie versioni di social media, tranne ovviamente TikTok, essendo TikTok cinese. E anche su questo alcuni giustamente parlavano proprio di una guerra sia di dati, sia possiamo dire proprio di tecnologia in generale, che continuerà con la Cina. Vedremo però su che piani, anche perché TikTok sembra che rimarrà attiva
nelle case dei cittadini americani. E proprio Donald Trump nell'intervista a NBC parla proprio di un viaggio che farà entro la fine della settimana proprio in California, una California che Donald Trump ha criticato per la reazione tardiva e molto disorganizzata per quanto riguarda la gestione proprio degli incendi, un Donald Trump che ha parlato anche di Netanyahu e del cessate il fuoco che è stato formulato fra Israele e Hamas, un Donald Trump che ha detto che Netanyahu dovrà fare quello che è necessario proprio per far finire nel migliore dei modi la guerra tra Israele e Hamas. Un Donald Trump, tra l'altro, che ha continuato poi a parlare di Stati Uniti che faranno rispettare l'accordo e Stati Uniti che devono ritornare a essere forti per quanto riguarda la politica internazionale, ma ovviamente senza che questo sfoci poi in guerre, quindi probabilmente intende anche l'utilizzo della forza economica degli Stati Uniti, oltre che dell'utilizzo anche della diplomazia e della politica internazionale per ritornare a essere la potenza sicuramente dominante nel mondo. E un altro problema che dovrà affrontare Donald Trump, probabilmente causato da un'amministrazione di basso livello da parte di Joe Biden, è quella della ricostituzione di queste organizzazioni terroristiche in Medio Oriente con un ISIS che sembra ritornato in auge, magari non per fortuna alla potenza di un tempo del 2014, ma comunque che sembra in grado di poter reclutare e fare un lavaggio del cervello anche agli americani in questo momento. Infatti il terrorista, ricorderete, di New Orleans che si è buttato sulla folla con il furgoncino e ha sparato sulla folla, è proprio l'inizio, sembra, per quanto riguarda gli esperti, l'inizio di un possibile nuovo combattimento, nuova lotta al terrorismo internazionale e anche a un terrorismo soprattutto sponsorizzato dagli stati. E questo ovviamente fa molta paura perché quindi sarebbe un terrorismo con un budget, diciamo, chiamiamolo così, molto molto elevato. E andando avanti, Donald Trump, tra l'altro, nel suo comizio elettorale, nel suo ultimo comizio elettorale, possiamo chiamarlo così, quello che è avvenuto ieri, nella domenica, diciamo, nella domenica della giornata della pre-inaugurazione, con tantissime, stavolta con Donald Trump, tantissime star che hanno partecipato al suo giorno pre-inaugurazione elettorale. Ha parlato proprio anche, ricorderete, del suo dibattito presidenziale su ABC con Kamala Harris e ha parlato proprio dei dati per quanto riguarda il crimine, perché Donald Trump aveva citato proprio durante il dibattito elettorale con Kamala Harris che l'amministrazione Biden aveva visto un aumento dei dati per quanto riguarda la criminalità e Donald Trump in questo comizio elettorale ha fatto notare che infatti il crimine non è sceso, purtroppo è aumentato, lo abbiamo visto anche su questa rubrica, con un'immigrazione irregolare incontrollata che ha permesso l'ingresso soprattutto di personaggi molto molto scuri, appartenenti a gang latine, venezuelane, soprattutto molto violente, addirittura molto odiate dalla stessa comunità di latinos, quindi di appartenenti proprio alla Latino America, perché violenti anche con le persone regolari della stessa etnia, quindi
Parliamo proprio di una situazione molto, molto complicata che dovrà affrontare il nuovo futuro presidente. Vedremo comunque se manterrà anche la promessa di firmare i 200 ordini presidenziali subito, il primo giorno da presidente, e soprattutto anche vedremo nel breve periodo, nel brevissimo periodo, anche per quanto riguarda la deportazione di immigrati irregolari. E Kristi Noem, che è a capo della sicurezza nazionale, grazie a Donald Trump, ha parlato proprio di un rispetto che ci dovrà essere per i confini statunitensi. Una Kristi Noem che in questo momento è la governatrice del Sud Dakota, ma che da oggi sarà anche quindi a capo della sicurezza nazionale. Una Kristi Noem che parla proprio del programma anche di Donald Trump per quanto riguarda il Rimani in Messico, chiamato proprio così, un programma molto semplice, quindi come titolo, e Kristi Noem parla proprio di questo programma che dovrà essere rispettato e anche che la deportazione di criminali e di persone che sono già state segnalate come non appartenenti quindi allo Stato americano, non proprio appartenenti quindi con gli ordini di deportazione, saranno la priorità proprio per gli ufficiali americani. E con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, spero sia stata una puntata chiara, spero che guarderete alle 9 l'inaugurazione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Grazie per l'ascolto e per l'attenzione, una buona giornata e una buona settimana a tutti. We attempted to form a strong